Vediamo adesso le due squadre che sono schierate in campo. Cocco sul pallone che viene messo in mezzo per il tiro e la conclusione di Pere, poi respinge la difesa ancora sul tiro di Vinci. Pallone pericolosamente danza in mezzo all'area di rigore, viene chiuso, però resta in possesso del pallone. Ancora Cocco, prova a lanciarsi, a sganciarsi sulla destra, il numero 10 finta, rientra sul sinistro, controlla ancora con il destro, mette il pallone in profondità, il tiro largo di Vinci, pallone troppo di interno piede, palla che esce non di molto. Prova ad allargare ancora per Falciani, il giocatore che controlla, poi prova a mettere il pallone in mezzo per Mura, sbaglia tutto, allora si distende in contropiede con il tiro dalla distanza di Scioni. Intanto prova dalla distanza Pilosu con il tiro a giro dalla distanza, posizione molto arretrata, pallone che si perde alto, però uno squillo anche del giocatore numero 7. Ultime battute della prima frazione di gioco, siamo all'ultimo, poco più dell'ultimo giro d'orologio, con Cocco sul pallone, molto movimento in mezzo, la palla messa fuori con il tiro a girare di Puzzu, palla troppo esterna. Interessante con Cocco che fa salire i suoi, tanto prova il movimento in mezzo all'area di rigore, molto attiva, la palla che viene messa in mezzo, c'è il tocco e poi la respinta in calcio d'angolo. Resta ancora lì il numero 3, si fa vedere ancora Scioni, pallone in mezzo nell'area di rigore, c'è il tocco in rete con il gol di Vinci che fa 1-0. Di Pilosu che non arriva in anticipato, ora però può controllare ancora Cannas, il pallone all'indietro per Palumbo, la gira, sbaglia intanto tutto a Falciani con Piredda è solo, Piredda fuori di un soffio, opportunità da fermo per il giocatore in maglia numero 10. Ancora a secco in campionato Ruggeri, prova a mettere il pallone con la deviazione dell'ottimo intervento di Congiunti, ma qui grande punizione, grandissima parata, può portarsi avanti il pallone. Tanto la palla in profondità per lo scatto di Piredda, resta giù la bandierina, ancora Piredda, salta a secco il suo avversario, ancora un altro, poi prova il tiro con il sinistro, palla fuori, non lontano dalla porta. Un po' più indietro anche Falciani, ma probabilmente non sarà lui a battere. Parlano i due giocatori, va Sizia con il calcio di punizione, perfetto nel set, e il Sant'Elena fa 1-1. Si continua a giocare
il recupero sul recupero, fischietto in bocca però dell'arbitro che fischia 3 volte e decreta la fine di questa partita. Finisce 1-1 tra Sant'Elena e Nuorese.